proprio per non dilungarmi oltre il dovuto, quindi magari leggo un pochino, anche perché l'età avanza e allora oggi quello che presentiamo cos'è? Tessitura nella forma di arazzo, quindi arazzi fatti a telaio, e incisione però un settore dell'incisione, la silografia. Parliamo dei maestri di incisione sul metallo. Io mi nomino, scusate, ma non posso fare a meno. C'è Livio Ceschin, c'è Sergio Vigolin, tutti e due li conosciamo. Ecco, la differenza tra le due tecniche è che uno si lavora su metallo e quindi si stampa la parte scavata, l'inchiostro andrà a finire sulla parte scavata ed è quello che sarà trasferito sulla carta. Nella silografia è giusto il contrario, la parte scavata rimane bianca, la parte invece in rilievo è quella che riceve il colore e che andrà poi stampata. Quindi perché tessitura e incisione insieme? Noi la pensiamo come tessitura reale fatta a telaio e tessitura virtuale, perché anche l'incisione è una tessitura di segni più o meno profondi, più o meno incisi, insomma, quindi segni virtuali e segni reali. Tessitura reale fatta a telaio con trama e ordito, quindi la classica, non imbrogli diciamo, ma la classica tessitura con telaio. Tessitura virtuale è quella dell'incisione fatta di segni e di scavi. Arazzi, quindi di grandi e piccole dimensioni, cambio gli occhiali perché non ci vedo. Silografie stampate a Tokyo. Ecco, per noi cosa rappresentano? Ecco, non so come definirle, perché opere mi sembra eccessivo. Queste nostre passioni, ecco, per noi rappresentano la vita, il pensiero, il fare e il disfare, l'accumulare e il decantare di esperienze, ricordi, impressioni, l'intrecciare e dare struttura al filo segno, in filo segno logico, in forma, in atto creativo, l'emergere della memoria, il coniugare il passato con il presente, il desiderio progettuale per il futuro. Io ringrazio l'amministrazione comunale qui rappresentata, la Proloco che è impegnata sempre nel parco e per le varie attività che oggi stanno preparando per una manifestazione di domani, l'associazione Liberamente Arte, la signora Manfio che è qua davanti, se si dà da fare è giusto anche ringraziarla, e anche a voi che siete voluti essere qui presenti oggi. Ho finito, è stato breve. Qualche domanda curiosa o qualche curiosità, insomma, noi siamo qua. Sopra l'armonium ci sono dei segnalibri che se volete possono essere comodi, realizzati